Banca Prealpi San Biagio ha una lunga tradizione di sostegno al territorio sotto forma di erogazioni liberali. Vogliamo ricordargli le più importanti iniziative intraprese nell'ultimo anno? Sì, quest'anno sono state fatte diverse iniziative in ambito sociale attraverso l'erogazione di circa 1.500.000 euro in contributi che sono andati appunto al territorio per iniziative di diversa natura. Soprattutto la banca è attenta a quelle che sono le difficoltà che sta incontrando una parte della nostra comunità, che è quella giovanile. Infatti il nostro sostegno per quanto riguarda il mondo dello sport relativo chiaramente allo sport giovanile è altrettanto molto importante, però non ci dimentichiamo chiaramente di tutti gli interventi che facciamo nei confronti anche dell'associazionismo, sostenendo tantissime iniziative che vengono fatte nei territori dove operiamo e soprattutto anche gli interventi che facciamo nei confronti del patrimonio artistico e culturale. Tornando al presente e anche al futuro, a quanto ammonterà il nuovo plafond destinato alle erogazioni liberali sul territorio? Sì, prima di citare e di ricordare l'importo che erogheremo al territorio, io credo che sia utile anche qualificare e specificare qual è la natura di questo importo che noi andiamo ad erogare al territorio. Innanzitutto il termine, e vorrei specificarlo. Noi siamo una banca di territorio, non per slogan o per pubblicità, ma lo siamo proprio per statuto. Cioè noi per statuto ci siamo imposti che dobbiamo operare in questo territorio e qui dobbiamo raccogliere e redistribuire la ricchezza che viene creata e quindi gli utili che vengono creati. Quindi questo è una componente degli utili che noi abbiamo deciso di rimettere nel territorio per creare quel benessere che fa parte della nostra comunità. È una componente fondamentale per poter poi permettersi di poter fare anche queste erogazioni liberali che quest'anno, proprio in rispetto di una maggiore dimensione, in rispetto anche di un patto, diciamo così, generazionale tra questo Consiglio di amministrazione e la comunità che opera con questa banca, abbiamo deciso di aumentare e di portare a 2 milioni. Questa è una cifra importantissima che credo possa rappresentare veramente il rispetto e la riconoscenza che noi abbiamo nei confronti di un territorio molto vivo, molto fertile e che ancora vogliamo sviluppare, perché credo che sia la formula migliore perché diciamo, una comunità possa in qualche modo crescere. In questo caso i soci hanno un'opportunità ancora, anche se sotto forma di delega, perché ricordo quest'anno la formula che siamo costretti ad adottare, dovuta chiaramente all'emergenza coronavirus, non implica la presenza fisica del socio all'assemblea, ma attraverso la delega al rappresentante designato. Comunque sia, io invito tutti a portare la propria delega alla filiale di competenza, proprio perché credo sia comunque una partecipazione e un'espressione di vicinanza nei confronti di un istituto che, come ho detto prima, cerca e si impegna sempre di rimanere una componente fondamentale